Carissimi amici del Tè con i Missionari, benvenuti a questa nuova puntata nella nostra rubrica di Quaresima. Questa sera abbiamo una puntata speciale, come vedete non siamo a casa mia ma siamo nella chiesa della Casa di Spiritualità e Cultura San Martino di Tours a Vittorio Veneto, dove fra poco vivremo la Via Crucis in memoria dei missionari martiri. Domenica prossima sarà proprio la giornata dei missionari martiri, il 24 di marzo, e quindi abbiamo pensato di accompagnare questo momento con un cammino un po' diverso dal solito, non fare la consueta veglia, ma viverla proprio come una Via Crucis. Sarà una Via Crucis particolare che cercherà di toccare tutti i continenti e in questa occasione ricorderemo tutti i martiri del 2023, in più ricorderemo anche qualche sacerdote o suora significativa per la nostra diocesi. Vi lascio alla visione di questa Via Crucis, che è presieduta dal nostro vescovo Corrado, e vi ricordo che sarà replicata domenica 24 marzo, come dicevo appunto, giorno dedicato ai missionari martiri, nei canali della Tenda TV. Buona veglia di preghiera in unione di spirito. Buonasera a tutti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, ci siamo qui riuniti per celebrare la memoria dei testimoni del Vangelo, donne e uomini, laici e consacrati, che varie chiese locali del mondo intero ci hanno presentato come modelli e intercessori nella fede e nella missione. La celebrazione del martirio è l'atto di fede più alto in assoluto e loro lo hanno testimoniato con la vita, annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze. Assieme a loro vogliamo ricordare anche gli uomini e le donne che ogni giorno rischiano la vita per testimoniare la giustizia, la verità e la pace in tante parti del mondo. Quest'anno la giornata dedicata ai missionari martiri rientra nel tempo della Quaresima, il 24 marzo, Domenica delle Palme, giorno in cui i cristiani si radunano per ricordare l'entrata di Gesù in Gerusalemme. Abbiamo pensato di dedicare alla memoria dei martiri questa Via Crucis. Abbiamo previsto di, percorrere simbolicamente 5 tappe, qual è il numero dei continenti. Vivremo un piccolo viaggio missionario nei continenti, pregando per questi paesi e per tutte le persone perseguitate a causa del Vangelo, ricordando in particolare i martiri dello scorso anno 2023. Nei passaggi tra un continente e l'altro canteremo Misericordias Domini, quali occasione per chiedere perdono a Dio per il male che vive questa terra e affinché ci renda artigiani di pace. In ogni tappa posizioneremo un cero colorato e ricorderemo i missionari martiri per il Vangelo per continente. Questa luce rappresenta ciò che ci accompagna grazie al loro sacrificio e ci ricorda che Dio è presente fra di noi. Questa Via Crucis è anche un'occasione per riflettere sulla profonda connessione con i martiri stessi, che hanno sacrificato le loro vite per la fede, testimoni coraggiosi della verità e che camminano con noi in spirito. Che questa Via Crucis diventi un percorso spirituale in cui i nostri cuori si aprono alla comprensione profonda della missione, ispirandoci a portare la luce dell'amore di Cristo nei nostri cuori e nelle nostre azioni quotidiane. Ora ci incamminiamo verso la prima tappa cantando il canto d'inizio Ti seguirò. Ti seguirò, ti seguirò, Signore, e nella tua strada camminerò.
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il colore dell'America è il rosso, richiama il sangue dei martiri del continente americano, semi per una vita nuova nella fede cristiana. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Questo passo ci sfida a cercare attivamente il bene, a difendere l'oppresso e a perseguire la causa della giustizia. La nostra fede deve trasformarsi in azioni concrete per costruire un mondo più giusto. La via della croce ci porta al fuoco ardente della giustizia e della rettitudine. Guardando a Gesù ingiustamente condannato, lasciamo che i nostri cuori si infiammino della passione per un mondo equo e solidale e troviamo la forza di lottare per la giustizia in questo nostro mondo sfigurato dalle ingiustizie. In America sono stati uccisi 6 missionari, un vescovo, 3 sacerdoti, 2 laiche. In Messico è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nello stato di Jalisco Don Juan Angulo Fonseca, padre Javier Garcia Villafagna. È stato ucciso sulla strada che collega i municipi di Cuitzeo e Juandacareo, mentre si stava recando in automobile a celebrare la messa. Gertrudis Cruz de Jesus e Glicerina Cruz Merino, giovani catechiste, sono state uccise nel corso di un'imboscata mentre si recavano a una processione eucaristica nello stato di Oaxaca. Negli Stati Uniti d'America, Monsignor Davide O'Connell, vescovo ausiliare di Los Angeles, è stato ucciso dal martirio della governante che lo accudiva, arrestato e reo confesso. È morto in seguito ad un'aggressione con arma da taglio. Avvenuta nella canonica della chiesa di Fort Calhoun, piccola comunità del Nebraska che guidava da 11 anni. Ricordiamo anche padre Cosme Spessotto, francescano originario della nostra diocesi e martire della fede. Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente americano, terra di antiche civiltà, memori della schiavitù, ma fedele all'annuncio dei primi missionari. Donaci di realizzare un'America dello Spirito, perché possiamo diventare strumenti di pace contro ogni violenza e contro l'oppressione dei popoli, dominati da uomini accecati dal potere. Misericordias Domini in aeternum cantapo. Misericordias Domini
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il colore giallo è il colore dell'Asia. Rappresenta la luce del sole che sorge in Oriente, che ci permette di iniziare a vivere la giornata con energia positiva e amore da donare agli altri. Sopportatevi a vicenda e perdonatevi gli uni gli altri. Se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Il perdono è il cuore della via della croce. Percorrendo la via Crucis impariamo a perdonare gli altri, così come il Signore ci ha perdonato. Meditando su come Gesù ha perdonato e continua a perdonare, possiamo imparare a vivere il perdono nelle nostre relazioni, creando uno spazio per la guarigione e la riconciliazione. Il perdono è un cammino, e questo cammino è illuminato dal cuore che ha perdonato persino coloro che l'hanno crocifisso. In Asia sono stati uccisi 4 laici. Nelle Filippine, tra le vittime dell'ordigno fatto esplodere durante la celebrazione eucaristica nell'Università Statale di Mindanao, nella provincia di Lanao del Sur, c'erano 2 studenti cattolici e volontari della comunità della Cappellania Universitaria, impegnati nell'animazione liturgica. Journey Barbante e Janine Arenas. In Palestina, Samar Kamal Anton e sua madre Naida Khalil Anton sono state uccise dai cecchini mentre camminavano verso il convento delle suore di Madre Teresa a Gaza. Una è stata uccisa mentre cercava di portare l'altra in salvo. Entrambe appartenevano ad un gruppo di donne cattoliche e ortodosse impegnate in un cammino di fede e di apostolato, soprattutto a favore dei poveri e dei disabili. Ricordiamo anche padre Costantino Vendrame, missionario salesiano originario della nostra diocesi, che ha operato per più di 50 anni in India e di cui quest'anno ricorre il centenario di ordinazione ed invio missionario. Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente asiatico, origine delle religioni e delle civiltà. Donaci di impegnarci per un'Asia dello spirito, perché ogni uomo non debba più soffrire la povertà, i conflitti, le divisioni e lo sfruttamento lavorativo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Il colore dell'Africa è il verde, è il colore della vita e simboleggia la crescita, la fecondità, la giovinezza e la vitalità. È inoltre il colore della speranza, una delle 3 virtù teologali e delle foreste. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Gesù ci chiama a vedere il suo volto nei più piccoli e bisognosi. Siamo qui invitati ad accettare la sfida, a vivere la solidarietà, riconoscendo e servendo Cristo nei poveri e negli oppressi. Sulla strada della solidarietà riflettiamo sul cuore di Gesù che si è unito agli emarginati e agli oppressi. Accendiamo nei nostri cuori il fuoco della compassione sociale, impegnandoci a essere una voce per coloro che non possono parlare e una mano per coloro che sono oppressi. In Africa sono stati uccisi 9 missionari, 5 sacerdoti, 2 religiosi, un seminarista, un novizio. In Nigeria sono morti Don Isaac Aki, ucciso dalle fiamme durante un assalto alla sua parrocchia nello stato di Niger, perpetrato da un gruppo armato. Don Charles Onomoale Ijeki, aggredito da uomini armati lungo l'Agbor Road nello stato di Edo. Il seminarista Naman Danlami, morto bruciato vivo nell'assalto di alcuni banditi nella parrocchia dove prestava servizio, nello stato di Kaduna. Il novizio benedettino Godwin Eze, rapito dal monastero di Eruku, stato di Kwara, e poi ucciso dai rapitori. In Burkina Faso hanno perso la vita in maniera violenta Don Jacques Yaro Zerbo, assassinato da uomini armati non identificati nella regione di Boucle. Dumo Un, mentre si recava a svolgere attività pastorali, e fratel Moses Simukonde Sens, ucciso da un proiettile vagante nei pressi di un posto di blocco militare nella capitale, Ouagadougou. In Tanzania, Don Pampili Nada è morto mentre veniva portato in ospedale dopo aver subito un'aggressione nella sua parrocchia, nella regione di Arusha. In Camerun, fratel Cyprian Ngè è stato aggredito e pugnalato a morte in strada a Bermenda. Nella Repubblica Democratica del Congo, Don Leopold Feyen è stato ucciso a coltellate nell'area di Kinshasa, mentre si trovava nella sua stanza presso la parrocchia in cui svolgeva il servizio pastorale. Ricordiamo Suor Maria De Coppi, missionario comboniana, originaria della nostra diocesi, uccisa nel 2022 in Mozambico, dove viveva da più di 45 anni. Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente africano, culla dell'umanità, terra di ricchezze, di etnie, di lingue, di culture. Donaci di costruire un'Africa dello spirito attenta alla dignità di ogni uomo e di ogni popolo, perché cessi qualsiasi tipo di abuso sulle persone e su tutto il creato. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il colore dell'Europa è il bianco. È simbolo della gioia, inizio della vita nuova in Cristo. È la sfida per una vecchia Europa affinché sia capace di riappropriarsi della forza evangelizzatrice che l'ha generata. Ricorda la veste papale. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. L'umiltà è la bussola per seguire l'esempio di Cristo. Siamo chiamati a considerare gli altri superiori a noi stessi e a cercare il loro bene. Questo è essere umili, e l'umiltà è la base per costruire relazioni sane e servire con amore disinteressato. Sulla strada dell'umiltà meditiamo sul cuore umile di Cristo, lasciando che lo Spirito Santo accenda nei nostri cuori il fuoco della modestia e dell'umiltà, imparando a servire gli altri con amore incondizionato e disinteressato. In Europa è stato ucciso un laico. In Spagna, Diego Valencia, laico, sacrestano della parrocchia di Nuestra Signora della Palma ad Algeciras, nella provincia di Cadice, è stato ucciso da un giovane marocchino armato di macete che oltre a lui ha ferito altre persone. Ricordiamo il nostro beato Papa Luciani, vescovo della diocesi di Vittorio Veneto, grazie al cui animo missionario ardente partirono molti sacerdoti, consacrate e laici per la missione. Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente europeo, i suoi popoli uniti da tanti legami, ma divisi nel tempo dall'odio e dalla guerra. Donaci di lavorare per un'Europa dello spirito, capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, pronta ad accogliere chi è straniero, rispettosa di ogni dignità e fondata su valori umani ed eterni, superando la cultura dello scarto. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. Il colore dell'Oceania è il blu, è il colore degli oceani e dell'acqua, della vita che ci disseta e ci ristora lungo il cammino verso Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Siamo chiamati ad incamminarci lungo le strade di un nuovo incontro, percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite. C'è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia. In questo continente nel 2023 non ci sono stati martiri. Desideriamo in questa tappa ricordare tutte le persone perseguitate nel mondo a causa del Vangelo o del credo religioso. Da alcuni report si evince che sono circa 360 milioni le persone nel mondo perseguitate a causa della loro fede. Al primo posto la Corea del Sud, a seguire, tra i più perseguitati, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Sudan e India. Ricordiamo tutte le vittime di guerra in tutto il mondo. Padre dell'umanità e Signore della storia, guarda questo continente oceanico, imponente miniera di biodiversità e casa di antichi popoli. Donaci di realizzare un'Oceania dello spirito, perché sia rispettata l'identità di ogni uomo e donna nella specificità della sua cultura e nessuno sia più vittima di sfruttamento e di emarginazione. Ti preghiamo affinché queste guerre finiscano e che in tutti i continenti vittime della guerra torni finalmente la pace. Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. Siamo giunti alla conclusione di questo momento di Via Crucis,
di preghiera, ed è giusto che ogni anno, in un modo o nell'altro, la facciamo per ricordare coloro che in nome della loro fede hanno dato la vita, alcuni in maniera molto più precisa, altri in maniera magari indiretta, ma certamente collegata alla loro appartenenza religiosa. E vi pare giusto precisare che di quei 360 milioni di persone nel mondo perseguitate a causa della loro fede, il 99% sono cristiani. E questa è una cosa che veramente stupisce, anche tra il silenzio dei media, solo qualcuno la nomina, però è proprio così. In quei paesi che è stato ricordato vige una pesante, profonda, ormai continua persecuzione di chi è cristiano, non solo cattolico, ma anche anglicano o altre confessioni cattoliche. D'altra parte, io pensavo, quando ho letto questi report, non è da meravigliarsi. Il Signore Gesù dice: guai a voi quando tutti diranno bene di voi. Vuol dire che non siete per nulla significativi, per nulla capaci di costituire un segno di provocazione, un segno che scuote, che spinge alla conversione, e quindi va tolto di mezzo. E quindi ecco, questa realtà da un lato non deve lasciarci tranquilli, e da quell'altra però, se ci pensiamo, è segno anche effettivamente di autenticità cristiana, segno della fedeltà al Vangelo. Anzi, sarebbe da dire: Signore, fa che siamo un po' più perseguitati per la nostra fede, perché noi oggi rischiamo di non esserlo quasi per nulla qui da noi. Concludiamo allora questa nostra preghiera. Ringrazio coloro che l'hanno preparata, Maria Grazia e la Commissione Missionaria Diocesana. Ringrazio la Tenda TV che ha irradiato questo nostro momento di preghiera a tutta la diocesi. Ringrazio tutti coloro che si sono messi in sintonia o si metteranno in sintonia con questo momento di preghiera, invitandoli proprio a vivere con fede questa preghiera, questi brani che abbiamo ascoltato, questa intenzione missionaria che qui abbiamo vissuto. Uniti a questi figli di Dio che l'hanno proclamato Padre offrendo la loro vita, ci riconosciamo tutti una sola famiglia dal cuore ardente e diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Signore Gesù, che hai accettato e percorso con umiltà e coraggio la via della croce, accendi con il fuoco del tuo amore i nostri cuori affinché possiamo seguire il tuo esempio di umiltà, di perdono e di amore. Signore Gesù, con cuori ardenti vogliamo percorrere la nostra via crucis nella vita di tutti i giorni, abbracciando il tuo amore redentore. Con fiducia ci affidiamo a te, affinché possiamo condividere la tua luce con il mondo intero. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Santa Famiglia, ci benedica, ci accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Preghiamo, grazie a Dio. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote,
fatti uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime speravi che seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondo e